Un saluto a tutti dalla Web TV Esploriam, stiamo trasmettendo dalla Retrospace di Citafiera e oggi andiamo nella meravigliosa città di Trieste che abbiamo qui oggi rappresentata dal primo cittadino, Roberto Di Piazza. Buongiorno Sindaco e benvenuto qui da noi. Buongiorno a tutti, un gran piacere ascoltarvi, prego. Trieste ha conosciuto ultimamente soprattutto uno sviluppo molto importante. A che cosa è dovuta questa crescita? Beh, innanzitutto alla politica che ha deciso di mettersi assieme e invece che fare sempre baruffe, tutti quanti ormai, io, Zeno D'Agostino, presidente del Porto, col presidente Fedriga, abbiamo tutti gli stessi obiettivi. I risultati sono evidenti, primo porto d'Italia, parlo del Porto Nuovo, grande opportunità, sono arrivati i tedeschi di Amburgo, sono arrivati gli ungheresi, finalmente abbiamo chiuso dopo 20 anni quella maledetta ferriera che bloccava lo sviluppo di tutta quell'area e naturalmente dall'altra parte abbiamo la sdemanizzazione del Porto Vecchio che sta diventando un'opportunità straordinaria di interesse per i fondi di investimento e per tante persone che vogliono investire in questa città. Parlando di Portofranco, è un'occasione molto importante per tutta la regione, quindi anche questo è frutto, diciamo, della coesione tra di voi. Sì, stiamo battendoci per il Portofranco. Lei sa benissimo che a suo tempo a Roma, purtroppo, quando gli hanno chiesto quali sono le zone franche, ha parlato di Livigno, di campione d'Italia e si è dimenticata, guarda caso, della nostra città. Adesso col ministro Patuanelli stiamo facendo un grande lavoro e speriamo quanto prima di attivare questo Portofranco. Per spiegare a chi ci ascolta cos'è il Portofranco, abbiamo comprato i 30 ettari della Varzila e potrebbe diventare questa zona franca un luogo dove viene manipolata la merce. Tanto per spiegare ai cittadini, se arriva una merce dalla Cina e poi non si ferma in Europa, ma per esempio va negli Stati Uniti, è come se non fosse mai passata da noi, per cui niente tasse, eccetera, e in compenso grandi opportunità di lavoro. Su questo stiamo lavorando e speriamo quanto prima di attivare il tutto. Ecco, per parlare invece di progetti, quali sono quelli che state portando avanti e quali sono le urgenze che siete chiamati ad affrontare? Beh, i progetti, se dovessimo parlare della città, la galleria di Montebello, 13 milioni già appaltata. Oggi, guarda la casualità, abbiamo aperto le buste di Roiano, che è un'altra cosa importante, e dopo naturalmente i 65 ettari sul mare del Porto Vecchio, che sono qualcosa di straordinario. Abbiamo anche una marea di soldi, 33 milioni a disposizione, abbiamo fatto la gara, ha vinto un architetto spagnolo sul 26 con Suegra, che è uno dei più grandi architetti al mondo, e in più stiamo portando avanti, ha visto il centro congressi che abbiamo fatto a ESOF, e naturalmente sempre al 26 l'immaginario scientifico, il Museo del Mare, le masserizie lasciate qua da quella povera gente che ha abbandonato la città, dei 350.000 esuli del magazzino 18 che avrà sentito parlare con la canzone di Cristicchi, eccetera, e anche quelle andranno collocate in museo. Poi ci sarà il Museo di Storia Naturale. Cioè, cosa sto facendo? Un magazzino lungo 250 metri, largo 40, che è più lungo della Chiesa del Vaticano, tanto per spiegare a chi ci ascolta, con 38.000 metri quadrati di solai, diventerà il centro di tutti i musei della città. Cioè lei arriverà a Trieste, entrerà al 26 e troverà dal Museo del Mare, dal Museo dell'Antartide, dall'immaginario scientifico, alle masserizie, al Museo della Bora, e chi più ne ha più ne metta, non finiremo più, e questo è quello che sta succedendo, e secondo me sarà una grande opportunità
parlo sotto il punto di vista della cultura e dei cittadini e degli ospiti e dei turisti che arriveranno a Trieste. Ecco, infatti io nell'ultima domanda volevo collegarmi proprio al discorso del turismo, quindi lei adesso ha fatto una bellissima panoramica relativa a questo museo e a queste iniziative che sicuramente incrementeranno il turismo, presumo non solo quello da fuori, ma anche quello locale, perché abbiamo visto che in questo periodo non molto bello che stiamo vivendo, la gente sta riscoprendo le bellezze e le meraviglie della nostra regione e lei adesso ha espresso, quindi questo non c'è modo migliore di portare le persone del proprio luogo nei luoghi bellissimi che non conoscono. Per quanto riguarda il turismo, io volevo chiedere una cosa, perché sappiamo che Trieste è anche luogo di attracco di navi da crociera. Ecco, questo periodo così un poco felice, chiamiamolo, quanto ha inciso poi alla fine? Adesso siamo ormai alla fine dell'anno, è tempo di fare bilanci, no? Come calcoli che nel 19 abbiamo avuto delle punte di turismo incredibili, ma veramente fortissime, e naturalmente c'erano anche le crociere. Quest'anno era rimasta solo la Costa Crociere. Pensi che dovevamo portare 193.000 visitatori con le navi da crociera e sarà arrivata a qualche migliaio. Insomma, questo è successo grazie al Covid. Dovevamo diventare home port sia della MSC sia della Costa Crociera. Purtroppo anche domenica è partita l'ultima crociera, perché hanno sospeso adesso, perché mi sembra che ci sono problemi con la Grecia, insomma i problemi che conosciamo tutti, che ormai non sono solo italiani ma sono mondiali. Ciò non toglie che in 20 anni che faccio il sindaco, 19 anni e mezzo che faccio il sindaco da queste parti, ho puntato molto sul turismo, credo di aver centrato gli obiettivi. La città non è una città industriale, abbiamo il 9% di occupati nell'industria, siamo una città del terziario avanzato, siamo la città delle Generali, la città della Fincantieri, cioè con la sede della Fincantieri, la città dei Allianz, la città della Ili Café, la città della Varsila. Insomma siamo una città, credo, con grandi interessi, e poi la grande area di ricerca. Lei sa che abbiamo 35 ricercatori ogni 1000 abitanti, che credo che sia una delle più alte del continente europeo. Quindi con tutte queste peculiarità noi ci auguriamo, ma sicuramente sarà così, che passato questo delicato e brutto periodo anche Trieste potrà ritornare in tutto il suo splendore, e il fatto stesso che voi vi state già muovendo comunque in prospettiva è molto positivo. Quindi esatto. Mi dica. Mi dica. No, volevo appunto dire che in questo senso anche noi vi facciamo tantissimi auguri, perché insomma dovrà passare anche questo periodo, no? Speriamo che possa morire quanto prima. È la prima volta che auguro la morte a questo Covid, che ci ha creato tanti problemi a livello locale e a livello nazionale, e che ritorniamo ad andare avanti. Sicuramente i dati di questi anni di Trieste mi hanno reso veramente felice, ma non solo per me, ma per la mia regione e anche per il mio paese, perché il 19 era stato quell'anno che avevamo raccolto anni e anni di lavoro, e questo mi fa piacere. Però ripeto, finirà anche questo Covid e ritorneremo a essere questa splendida regione, queste splendide città che tiro dentro anche Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste, messe in questo confine che è veramente diventato qualcosa di straordinario. Perché dico questo? Perché da una parte abbiamo la costa croata, penso a Rovigno, Parenzo, dall'altra parte le grotte di Postumia, dall'altra parte i Lussari, la Valbruna, pensate voi, l'Aquileia. Ci siamo sempre dimenticati della nostra meravigliosa Aquileia. Quando ho portato il G20 dei ministri di esteri, li ho portati ad Aquileia, sono impazziti. Dobbiamo rilanciare, ricordiamoci sempre che era la quarta città dell'impero, cioè dobbiamo fare ancora delle cose molto importanti per il turismo, ma sono convinto che nei prossimi anni avremo grandissime soddisfazioni. Avremo tutto il modo di rinascere, e sicuramente diciamo che così le prospettive ci sono tutte, e tanta voglia di lavorare, tanta voglia di mettersi in gioco, e questo è molto bello, perché soprattutto sentire voi in generale, i primi cittadini così carichi, con così tanta voglia di fare e di riscattarsi dopo un periodo così brutto, è molto bello.
Io la ringrazio tanto di essere stato qui con noi, sicuramente la inviteremo ancora per parlare della bella Trieste, di tante altre belle cose, magari in tempi anche un po' più belli di questi, magari verremo anche a trovarla, non è detto, così saremo proprio sul posto, ci mostrerà le belle cose che fa. Vi aspetto. Ecco, grazie signor e tanti auguri a tutti. Grazie signor Sindaco, grazie di essere stato con noi, un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama, qui da Recco Space di Città Fiera, alla prossima puntata.